1.600 soci, esportazioni in 65 paesi del mondo e volumi di vendita non scalfiti dalla pandemia. Il gruppo Mezza Corona, una delle realtà cooperative più importanti del Trentino, si è presentato al Vinitaly della ripartenza in piena salute, con tutti i suoi prodotti più apprezzati, dal Pinot Bianco al Müller-Thurgau, dal Trento DOC al Gewürztraminer fino al Terol de Goro Italiano. Al di là del modello cooperativo, che è un modello che raggruppa molti soci, molte imprese agricole, e questo ci permette di fare progetti sulla qualità, sulla sostenibilità e progetti che sono di ampio respiro. Credo che il fattore che ci ha fatto essere protagonisti positivi durante la pandemia, non solo per i mercati ma anche per posti di lavoro, per garantire un reddito alle persone, è il fatto che il gruppo è rivolto per più dell'80% al mercato estero, poi il fatto di avere una gamma di clienti, una gamma di prodotti sul mercato che sono andati a coprire sia la GDO settore che durante la pandemia ha dato ottimi risultati, oltre che al settore Horeca di ristoranti, bar, enoteche, che al momento della ripresa anche in questo ambito abbiamo avuto dei risultati. L'anno si sta andando bene, noi chiuderemo l'esercizio al 31 di luglio con dei risultati positivi. Tutti i mercati stanno dando delle soddisfazioni, anche il mercato italiano, che comunque per noi è rilevante. Vero è che comunque più dell'80% del nostro fatturato lo facciamo sui mercati esteri in più di 65 paesi nel mondo, dove i paesi principali sono gli Stati Uniti e la Germania, dove abbiamo due altre società controllate del gruppo che sono la Prestigio Import negli Stati Uniti e la Bavaria in Germania. Altri mercati di particolare soddisfazione sono l'Olanda, l'Inghilterra, il Nord Europa in generale e anche il Canada. Qualche criticità in questi momenti con la Russia, chiaramente, per tutto quello che sta succedendo. Il gruppo, che lavora sul tema della sostenibilità già dagli anni 90, promuove azioni concrete come la certificazione dei propri vini e il bilancio di sostenibilità. Quest'anno la sua quarta edizione. La certificazione risale al 2016, perché dopo 30 anni di lavoro ci sembrava doveroso fare anche questo passo della certificazione delle uve e poi dei vini, per poter appunto dimostrare ai consumatori e alla società civile quanto il mondo agricolo investa anche su questo aspetto. Il bilancio di sostenibilità, che è ormai alla quarta edizione, è uno strumento che ci permette di misurare le buone pratiche, ci permette di presentare questo lavoro alla società civile e alla clientela e ci permette anche di capire quali sono gli ambiti dove possiamo intervenire per progredire in questo progetto che non ha un traguardo ma ha delle tappe. Più il mondo viticolo saprà interpretare queste buone pratiche, questi concetti di sostenibilità, più sarà protagonista di un'economia futura, alla luce anche delle politiche europee, della Farm to Fork, che è una politica che contiene molti aspetti di sostenibilità, molti aspetti green e anche in ottemperanza dell'Agenda 2030 che contiene gli obiettivi di sostenibilità a livello internazionale. Vinitaly 2022 ha rappresentato l'occasione ideale anche per tenere a battesimo un nuovo spumante. La novità di quest'anno, Alpe Regis Brut, è un millesimo 2016, Chardonnay 100%, testimonianza del grande lavoro dei nostri soci e dell'identità territoriale. Abbiamo vari cru, vari terroir che vanno ad unirsi in questa raccolta di Chardonnay che parlano chiaro su quello che è l'identità e lo stile Rotary. È molto interessante questo prodotto, in abbinamento ad aperitivi elaborati, ha del pesce con spiccata tendenza dolce che potrebbe essere ad esempio una tartare di gamberi o comunque una tartare di tonno, fino ad accompagnare dei piatti in cottura, dei piatti comunque eleganti.